Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nella 28ª giornata di Serie B-Win alla Macchia di Portogruaro, sfida tra i Veneti ed il Torino, un Torino che si presenta con molte assenze e Franco Lerda presenta titolare dal primo minuto il capitano Rolando Bianchi. Nel Portogruaro Andrea Agostinelli recupera Madaschi al centro della difesa e propone Cunico dietro alle due punte che sono Scarpa e Altinier. Dirige la gara il signor Stefanini di Prato. Dopo soli 8 minuti è Cunico ad impostare per la formazione veneta, il suo passaggio assist per Altinier, conclusione di un soffio sul fondo per l'attaccante del Portogruaro. Risponde il Torino sul fronte opposto con Rolando Bianchi, conclusione dalla lunga distanza che non impensierisce il portiere dei Veneti. Prime indicazioni da Lerda e da Agostinelli, due tecnici. Calcio di punizione di Cibocchi e Schiavon dal limite prova la lunga conclusione senza problemi per Rubigno che blocca in sicurezza. Al 20° passa in vantaggio il Torino, cross dalla sinistra e Bianchi di testa stacca anticipando tutti e mettendo alle spalle del portiere Rossi per l'1-0 del Torino. 13° gol stagionale per il capitano Granata Rolando Bianchi, festeggiatissimo dai compagni di squadra. Rivediamo lo stacco in mezzo a Madaschi e Cibocchi. Supera i giocatori del Portogruaro e insacca alle spalle del portiere veneto. È la 50ª rete in maglia granata per Rolando Bianchi. Reazione del Portogruaro, cross di Cibocchi, il tentativo di girata di Scarpa con Rubigno che interviene senza problemi. Scarpa si accentra in questa occasione, va poi alla conclusione. Ancora una volta il portiere granata si accascia a terra, blocca senza problemi. Il Portogruaro spinge in questo finale di primo tempo, ci pensa Scarpa questa volta ad inserirsi, ma Rubigno lo anticipa chiudendo sull'attaccante dei Veneti. Finisce 1-0, si parte nella ripresa, quindi con l'uscita dopo 20 minuti nella ripresa, non è successo praticamente nulla, di Rolando Bianchi con il Torino che inserisce Pagano per dare più velocità. Il Portogruaro insiste, c'è questo tentativo di conclusione al volo di Tarana, però altissimo sopra la traversa della porta di Rubigno. Rivediamo il replay, ottima la conclusione al volo ma imprecisa. Insiste, cross di Scarpa il Portogruaro e sul cross Gerardi e Altinier non ci arrivano come rivediamo dalle immagini. Sprecata questa occasione dei Veneti. Ancora Portogruaro, contropiede Gerardi che poi clamorosamente manca la conclusione e Rubigno esce ancora una volta a prendere sicuro la palla. Vediamo Gerardi, cicca completamente la conclusione. Poi c'è questo bel colpo di testa di Pellicori, salvataggio di Rossi che difende così la propria porta. Ancora il Torino che poi sulla conclusione mette a lato. Insiste il Portogruaro, il cross di Tarana e Gerardi di testa impegna nuovamente Rubigno che è sicuro. Cross di Tarana, colpo di testa di Gerardi a schiacciare, Rubigno a terra blocca. Finale di gara con il Torino, ancora in avanti il colpo di testa, questa volta con Rossi su Zavagno che è preciso, contropiede nel pieno di recupero con la girata di Lazarevic, questa volta ancora bravissimo Rossi ad evitare il gol del 2-0 del Torino su questa conclusione di Lazarevic. Finisce così 1-0 per il Torino che dopo 70 giorni torna a vincere 2 gare consecutive in campionato e si rilancia nella corsa playoff, sconfitta invece per un Portogruaro sempre in lotta per evitare la retrocessione.